Cari telespettatori, eccoci insieme anche quest'oggi e puntiamo l'accento, la lente di ingrandimento in un territorio molto particolare per la sua fragilità. Siamo stati più volte anche sollecitati da voi di parlarne, l'area del Veneziano, dalla città metropolitana quindi di Venezia, territorio veneziano in senso stretto, centro storico, isole ma non solo, entroterra, e vederlo dal punto di vista della maggioranza dei residenti. Ebbene sì, sono persone per lo più anziane e comunque la maggior fragilità sta proprio in queste persone anziane, anche pluriottantenni, da come hanno affrontato la pandemia, come stanno affrontando adesso il periodo dei vaccini, come riescono o non riescono, quali sono le difficoltà per farli o non farli, e poi comunque un decremento demografico significativo e importante. A compiere tali studi naturalmente è stato lo SPI metropolitano di Venezia. Abbiamo il piacere di riavere qui con noi in studio Daniele Tronco, segretario generale dello SPI metropolitano di Venezia. Grazie di essere qui con noi, SPI CGIL, che conduce, coordina questi diversi studi sul territorio. È una realtà estremamente variegata e particolare, quella di Venezia. Più volte abbiamo avuto segnalazioni che nelle isole, nel centro storico adesso si sentono quasi fuori, isolati in un'altra realtà, poi abbiamo il territorio mestrino, i comuni limitrofi, insomma sembrano tante realtà completamente diverse. E voi avete riscontrato questo, pochi nati, pochissimi nati. Com'è la situazione? Sì, diciamo che la tendenza che registriamo in provincia di Venezia è una tendenza diciamo simile a quella che registriamo in Veneto e nel resto del nostro paese. Diciamo che nella parte storica della città, la città d'Acqua, è una tendenza rafforzata anche dalla presenza, cioè la città d'Acqua ha avuto un decremento significativo degli abitanti, molte famiglie si sono trasferite in terraferma e sono rimaste in città persone anziane. Però diciamo che il trend è un trend accentuato nella città d'Acqua, ma è molto forte anche nel resto della provincia, cioè noi abbiamo un numero di anziani che oramai raddoppia il numero degli under 15, e questa è una tendenza che abbiamo verificato anche nella contrattazione sociale. Noi facciamo degli incontri con i sindaci, prepariamo dei report con le amministrazioni comunali, con tutte le amministrazioni comunali, e in tutte le amministrazioni dal 1980 in avanti registriamo, quindi è un processo di lunga durata, vediamo che le due curve, le due forbici sui nuovi nati e i grandi anziani tendono ad allargarsi in modo molto significativo. Abbiamo fatto anche una proiezione al 2030 che testimonia questo processo che ci preoccupa per la dimensione, diciamo, ovviamente della mancata delle nascite, e ci stimola a dire, come diciamo anche nel comunicato, che è opportuno rafforzare le politiche a favore della genitorialità e del sostegno alle famiglie che decidono di avere figli, ma nel contempo ci danno un'indicazione precisa agli amministratori perché si affronti questo tema anche in prospettiva. Noi abbiamo bisogno di rafforzare le politiche di welfare a sostegno delle persone anziane, perché altrimenti ci troveremo di fronte a una vera situazione di emergenza socio-economica che avremo difficoltà a trovare. Tenga presente poi che i dati della pandemia, dei morti della pandemia, stanno incidendo in questo processo. Ma incidendo sugli anziani oppure incidendo sulle mezze età? Stanno incidendo sul numero degli anziani, cioè adesso
è un po' presto per fare un bilancio definitivo, ma sicuramente quello che stiamo registrando è che abbiamo un numero di morti nelle fasce di età comprese tra gli over 60 e in su, che modificherà la curva, la tendenza della curva che le dicevo prima, perché il numero è veramente significativo. Quindi diciamo che l'attesa di vita, che andava ad allungarsi sempre di più, parlato, cioè oltre agli 80 anni ed oltre, l'attesa di vita media tenderà purtroppo ad abbassarsi. Comunque sempre non modificherà la tendenza generale, per fortuna. Però questa che voi avete riscontrato, questa interessante anche ricerca che avete condotto, è uno spaccato un po' del nostro paese, poi con delle variabili a seconda del territorio, rappresenta l'andamento un po' in generale. Durante questo anno e mezzo di profonda crisi pandemica, chiamiamolo così, c'è stato un decremento generale della natalità, vuoi dovuto a vari fattori. Alcuni dicevano sarà il contrario, perché le persone a casa tra una cosa e l'altra magari possono dedicarsi più a se stessi, alla propria famiglia, invece no, perché la crisi economica ha impattato. Prevale la preoccupazione. Prevale, esatto, sono prevalsi sentimenti negativi, preoccupazione, paura per il futuro, non prospettiva, e poi crisi economica per coloro che sono stati in cassa integrazione, che sono in cassa integrazione, le partite IVA, professionisti e quant'altro, e quei pochi fortunati che invece hanno mantenuto il lavoro, per quanto in smart working, però non hanno sopperito assolutamente a questa situazione generale. Quindi è un paese che va veramente verso una deriva non certo positiva. Se pensiamo che poi vabbè, chi lavora paga le pensioni di chi è in pensione, perché siamo a questi livelli qui, le prospettive future per quando arriveranno questi famosi baby boomer saranno drammatiche, mi sa. Beh, noi abbiamo innanzitutto una tendenza, come diceva lei, di aggravamento complessivo del dato economico, su questo non c'è dubbio, anzi noi nella ricerca che abbiamo fatto, che ha fatto il nostro centro studi regionale che sta approfondendo tutta questa tematica, ci dice che avremmo bisogno di risorse, di ingenti risorse, e di rivedere le politiche fiscali per come dire, finanziare il nuovo welfare del quale ne abbiamo estremamente bisogno. E ripeto, il welfare per noi è a due vie, cioè sia nella parte delle persone anziane sia nella parte delle giovani generazioni, perché non c'è contraddizione. Ecco, chi mette un po' in discussione questa questione, anzi che usa argomenti beceri dal punto di vista di mettere in contrapposizione gli anziani con i giovani, sbaglia dal punto di vista non solo morale, diciamo, no, ma anche dal punto di vista economico, perché le persone anziane sono una fonte incredibile di risorse economiche, sia dirette, di capacità di spesa, sostengono molte famiglie, sostengono il welfare anche dal punto di vista dell'azione che svolgono le proprie famiglie. Quindi diciamo che c'è questa tendenza, ma di sicuro noi dobbiamo pensare che, per esempio, adesso ci si aspetta un rimbalzo dell'economia, perché compressa da 2 anni di appena ci saranno queste eccetera, appena ci sarà si pensa che a un prodotto interno lordo che aumenterà a cifre molto significative, e questo sta già avvenendo nei paesi che hanno superato, diciamo, la pandemia, quello che sta succedendo in Cina, ma in altri paesi dove queste tendenze si vedono già. Noi pensiamo che in questa fase c'è bisogno di una nuova politica fiscale, perché se non facciamo questa operazione ovviamente mancheranno le risorse e l'economia tenderà a regredire dal punto di vista complessivo, perché poi alla fine se servono risorse per la sanità territoriale, e serviranno risorse per la sanità territoriale per rafforzare il presidio, perché ricordiamoci che la pandemia
non sparirà d'improvviso, no? Non ci sarà un effetto miracolistico, anche quando noi dovessimo raggiungere a settembre l'immunizzazione di gregge, come si dice, avendo vaccinato un numero molto alto di cittadini. Ricordiamoci che questo virus continuerà a girare, ci sarà, perché non è che uno vaccinato non si ammalerà, infatti questo andrebbe interiorizzato. Avremo meno morti, che è quello che sta già succedendo per effetto delle politiche vaccinali che sono state introdotte, ma avremo comunque, diciamo, una pressione sul sistema sociosanitario che durerà per un certo periodo, senza contare che la macchina economica ci impiegherà un po' di tempo, perché le migliaia di aziende che oggi hanno chiuso non è che ripartiranno domani mattina, ci sarà un effetto di trascinamento che deve essere sostenuto da politiche, diciamo, di intervento adeguate al fabbisogno. Quindi noi negli interventi che facciamo, per quello che possiamo, nel rapporto che abbiamo con le amministrazioni comunali, insistiamo molto su questo punto, cioè su politiche che tendono, per esempio, ad avere più giustizia fiscale sul territorio, più diciamo, attenzione alle fasce più deboli, con interventi mirati, anche di interventi a sostegno di queste fasce deboli dei cittadini. Assolutamente. Torniamo su questo, poi ci addentriamo anche in altre dinamiche, arriveremo anche a parlare dei vaccini, delle persone anziane, delle difficoltà di moltissime famiglie e quant'altro. Voi, se volete partecipare, potete farlo, noi andiamo in pubblicità qualche secondo, tra poco.